Una vera bomba è esplosa questa sera a Napoli e, se sei tifoso del Napoli, preparati. Perché quello che sta accadendo dietro le quinte potrebbe cambiare completamente il destino del nostro club. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento bollente. Di quelli che fanno battere il cuore più forte e incollano gli occhi allo schermo. Come sempre, il nostro impegno è portarvi le notizie più fresche e rilevanti. Con la credibilità e la passione di chi vive il Napoli da vicino. Prima di immergerci in questo argomento elettrizzante, lascia subito un like e iscriviti al canale per non perdere nessuna novità. Oggi, qualcosa di grandioso si sta preparando dietro le quinte del Napoli. E le voci che circolano indicano che potrebbe trattarsi di una mossa storica per il futuro della squadra. Rasmus Højlund è già a Napoli e questa mattina ha vissuto la sua prima grande emozione come nuovo attaccante azzurro. Il danese è arrivato a Villa Stewart per sostenere le visite mediche di rito prima della firma ufficiale del contratto ed è stato accolto con entusiasmo da decine di tifosi che lo attendevano all'esterno. La reazione del giocatore è stata spontanea e divertita. Højlund ha sorriso. Ha applaudito i fan e si è mostrato chiaramente felice di sentire da vicino l'affetto immediato della tifoseria napoletana. L'attaccante arriva in prestito, con diritto di riscatto fissato a 44 milioni di euro. Cifra che verrà attivata in caso di qualificazione del Napoli alla prossima Champions League. A 21 anni, Højlund avrà l'opportunità di consolidare la sua carriera a Napoli, dividendo il comando dell'attacco con Lorenzo Lucca fino al ritorno di Romelu Lukaku, atteso soltanto per gennaio. La passione dei tifosi e la fiducia di Antonio Conte saranno fondamentali perché possa affermarsi definitivamente come protagonista nel calcio europeo. E adesso, tifoso del Napoli, vogliamo sentire la tua voce. Højlund saprà ripagare questo entusiasmo iniziale e diventare il nuovo idolo del Maradona? Lascia la tua opinione qui nei commenti e, se ti è piaciuto questo aggiornamento, sostieni il nostro lavoro con un super thanks per continuare a portarvi le notizie più calde sul nostro amato club.